Vicepresidente Bolzonello, lei ha visitato oggi la Fama SpA, azienda molto rilevante nella produzione di guarnizioni e accessori per giunti. Quale impressione ha tratto da questa visita negli stabilimenti dislocati tra San Vito al Tagliamento e Zoppola? Devo dire che l'invito che mi è arrivato anche tramite il Presidente della prima commissione consiliare, l'amico Renzo Oliva, da un imprenditore che già conoscevo in maniera importante, che è Gustavo Bonben, che è un imprenditore della destra Tagliamento, è un invito che mi ha come dire, reso felice per due ordini di motivi. Primo, con quel po' di orgoglio pordenonese ovviamente di sapere che la nostra manifattura è una manifattura anche in questa parte della regione importante, ma dall'altra invece come vicepresidente della regione e come titolare di tutte le attività produttive, di come un'azienda che fino a 8 anni fa era un'azienda legata solo al terzismo, come l'ha definito il signor Bonben, il terzismo come dire, più semplice, più legato al prodotto seriale, in un'azienda che progetta e produce la parte legata all'aspetto più importante delle grandi opere tipo gallerie e non solo nel mondo, cioè quella della guarnizione, quella della capacità quindi di rendere sicuro un prodotto come una galleria sotto una montagna o sotto tunnel sotto il mare, eccetera eccetera. Quindi un'azienda che in 8 anni si trasforma da terzista completa a azienda competitiva nel mondo per la fornitura ai grandi gruppi attraverso brevetti fatti qui in questa azienda e produzione fatta qui in questa azienda. È esattamente il tipo di manifattura che vogliamo che il Friuli produca, quella manifattura che è una manifattura innovativa, legata a brevetti del territorio, quindi a intelletto del territorio, centri di ricerca, università e il saper fare del territorio di imprenditori come Gustavo Bonben che riescono a guardare più in là della punta delle scarpe, a darsi un orizzonte e fondare la propria azienda su questi orizzonti. Grazie all'innovazione questa azienda ha già fatto molto, potrebbe fare anche ancora di più se non ci fosse il problema internazionale, diciamo, del credito. Peraltro la Regione è già presente, seppur indirettamente, in questo business in maniera molto attenta. Queste aziende hanno due ordini di problemi. Il primo legato al credito ovviamente, perché un'azienda soprattutto che in maniera così esponenziale cresce il proprio fatturato, ha ovviamente dal sistema bancario la necessità di avere delle risposte importanti e non è facile perché la parte reputazionale cresce non così velocemente come cresce il fatturato dell'azienda e quindi lui fa la fatica, loro fanno la fatica, le nostre piccole e medie imprese fanno la fatica di crearsi fatturato ma con un aspetto reputazionale che arriva un secondo dopo e con un sistema bancario che fa fatica a recepire questo. Quindi su questo è un'attenzione che il Paese, ma la Regione in particolare, deve continuare a monitorare. Noi facciamo già molto con i nostri come dire, col nostro sistema complessivo finanziario che va dalle nostre finanziarie alla Banca Medio Credito piuttosto che al Free, eccetera, eccetera, e quindi alcune cose le facciamo già, altre dobbiamo farle. Il secondo aspetto è quello legato all'innovazione. Noi dobbiamo permettere attraverso i nostri bandi e attraverso i fondi che mettiamo a disposizione della programmazione europea, dei fondi regionali e dei fondi statali, loro di poter accedere sapendo che quello che chiedono deve essere valutato per quello che è realmente, quindi chi valuta deve essere in grado di valutare progetti che ai molti sfuggono e quindi da qui il cambiamento che abbiamo fatto, il Presidente Liva è stato uno dei promotori di anche di questo passaggio, il cambiamento che dal prossimo mese avverrà nel nostro comitato di valutazione della progettazione, dove non ci saranno più solo 5 membri e che da soli decidevano quali progetti far passare, quali no, eccetera, ma sotto avremo, al di là di questi,
15 valutatori per settori, in grado quindi di capire realmente per singolo settore cosa un'azienda sta facendo, quindi valutando l'innovazione che propongono per avere poi la contribuzione pubblica attraverso i bandi. Questo è il salto di qualità che il sistema della piccola e media impresa di cui deve poter usufruire per poter essere loro competitivi nei mercati mondiali, perché questi signori si confrontano con i grandi gruppi nel mondo e hanno bisogno quindi di avere risposte immediate e un supporto che sia un supporto reale.